Buonasera a tutti ragazzi, quindi previsioni meteo per 24, 25 e 26. Quindi diciamo ragazzi che saranno 3 giorni all'insegna del bel tempo, non ci saranno nuvole da nessuna parte, quindi diciamo che l'Italia è pulita per tutti e 3 i giorni. Questa qui è quella per il 24, come potete guardare ragazzi, non ci sono nuvole da nessuna parte. Voglio alzare per far vedere gli amici della Sicilia, eccola qui, che non ci stanno nuvole, signori, quindi qualche piccola nuvola, ma tra lo stretto di Messina e Palermo, ma nulla di che. Quindi diciamo che domani, 24 dicembre, ragazzi, ciao avvocatella, il tempo sarà davvero, non dico perfetto, ma quasi perfetto, quindi non credo che ci sia nuvole da nessuna parte, quindi né a nord né a sud né al centro. Bel tempo, avvocatella, non ci sta nulla, zero proprio, quindi diciamo che 24, là vabbè, la nebbia sì, sicuramente, ma a livello di pioggia, queste cose qua, nulla, quindi la nebbia in Alta Italia ci sta sempre, quindi lo riporta sempre. Quindi diciamo che però le piogge, vento, queste cose qua, zero assoluto, quindi questo è per quanto riguarda domani 24. Il 25 ancora meglio, come puoi vedere fa più caldo. Sì, sì, ma porta la nebbia a nord in generale, Friuli, Torino, Milano, la porta proprio in automatico si può dire, quindi nelle zone di Lombardia, del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia, Trentino, la nebbia la porta sempre, però non porta maltempo, quindi vedi anche questa è il 25 dicembre, una giornata diciamo all'insegna del bel tempo su tutta l'Italia, quindi diciamo ragazzi sono 3 giorni davvero non si può dire nulla, a parte un po' di nebbia del nord che è quasi normale da voi, però in tutta Italia non ci sarà un po' di pioggia, quindi il 26 credevo che pioveva, invece ecco qui, non ci sarà nulla ragazzi, zero, quindi bel tempo anche il 26 dicembre, quindi 24, 25 e 26 ragazzi, bel tempo in tutta l'Italia, quindi partendo dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia, come vedete voi, dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia, non ci sarà nulla. Grazie pure a lui. Poi domani comunque farò gli auguri io direttamente, quindi domani ci daremo gli auguri, quindi la faccio in diretta, quindi do gli auguri a tutti personalmente, quindi faccio un video di 1 minuto dando gli auguri a tutti, quindi faccio una diretta con me stavolta che mi vedo, quindi farò gli auguri a tutti, diciamo da parte mia, quindi domani farò una diretta solo per gli auguri, quindi penso ci sentiamo domani. Quindi diciamo che le previsioni, ragazzi, 24, 25 e 26 sono davvero ottime, quindi non pioverà da nessuna parte, quindi state tranquilli, se potete uscire andate tranquilli perché non ci sarà nulla in nessuna parte. Quindi questo è il 26, il 25, ciao Olivia, sarà così e il 24 sarà così, quindi nulla, zero, quindi sarà bel tempo, sì, sì, arriva Gesù bambino. In effetti non è vero che al finale, vabbè, ritorniamo sempre ai soliti complottismi. Diciamo che non è vero che è nato il 24 dicembre, lo festeggiamo noi perché crediamo, lo facciamo per una cosa di chiesa, però tutti quanti sanno che il 24 non è nato Gesù, lo festeggiamo che lo festeggiamo, però non è la data esatta, quindi diciamo che se vogliamo andare per ordine proprio da Pignoli, non sarebbe il 24 dicembre, ma un mese più o meno estivo, perché a quell'epoca, ripeto, se andiamo a leggere la storia, era bel tempo fuori, quindi i pastori camminavano, quindi si presuppone che non era un periodo invernale, quindi noi lo festeggiamo il Natale perché siamo cattolici, perché il 24 è così, lo festeggiamo diciamo alla nostra maniera, però se vorremmo andare per regola, il 24 non sarebbe la vera data di nascita, quindi diciamo che un po' di
Sì, non dico che è estivo, ma secondo me la vera data del bambino, secondo me dovrebbe essere tipo aprile-maggio, va, perché a quell'epoca, diciamo, i pastori potevano andare, diciamo, a pascolare, quindi penso che sia un periodo, non dico proprio estivo, però non invernale, tipo dicembre come facciamo noi, quindi non sarebbe proprio il 24 dicembre, però siccome la religione cattolica l'ha messo il 24, lo festeggiamo il 24, anche se non sarebbe il 24, però purtroppo c'è stato sempre un casino da parte della Chiesa, quindi festeggiamo il 24 e buonanotte. Quindi ragazzi, ripeto, 3 giorni di buon tempo ovunque, quindi potete star sicuro 24, 25 e 26 non ci sta una sola nuvola. Al nord giustamente la nebbia, ragazzi, quella è sicuramente ci sta sempre, quindi non è una novità, quindi perlomeno nelle zone alte, Friuli. Ma sì, guarda, di certo non a dicembre, questo è poco ma sicuro perché i pastori stavano ancora in giro, quindi diciamo non era un periodo invernale. Ciao Alberto, quindi Alberto 24, 25 e 26, bel tempo su tutta l'Italia, quindi stai tranquillo, non pioverà da nessuna parte in nessun giorno, quindi questo è quello del 24. Ah sì, l'importante è che è nato, sì sì. Questo è 24, vabbè. Poi ci sta 25, eccolo qua. E 26, eccolo qua. Io ho fatto solo una foto perché poi tutte le altre foto, diciamo, no, 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 nulla, vabbè, zero. Da nessuna parte. In effetti il 26, zero. Il 25, in effetti, sì, un po' di neve, ma sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, il 24 solo in Valle d'Aosta, quindi parlo proprio di montagna proprio. Sì, Livia, sì, l'importante è che sia nato, no? Io dicevo per il fatto del giorno che sappiamo tutti quanti benissimo che non è 24 dicembre, però l'importante è che è nato. Sì, alta quota, vabbè, quindi devi andare davvero sulle Alpi, Prealpi, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, da queste ma in montagna però, eh. Quindi saranno 3 giorni, ragazzi, bellissimi, perlomeno dal satellite si vedono proprio 3 giorni fantastici, quindi non credo che cambieranno in questi 3 giorni, anche perché domani mancano poche ore, quindi credo che siano quasi al 100% attendibili, quindi credo che non più, ma l'avevano detto pure che comunque ci sarebbe stata una rimonta dell'anticiclone, quindi del caldo, quindi le temperature saranno in aumento, quindi l'avevano anche detto tutti, quindi non credo che si smentisce. Questo qua è preso da satellite direttamente, sono le fotografie di 3 giorni, quindi di tutti gli spostamenti delle perturbazioni e qua non ci sta nulla, sull'Italia ci sta solo sole, quindi le perturbazioni, vedi, stanno qui e a Sarajevo, diciamo, stanno in Francia, stanno in Svizzera, ma in Italia no. Quindi sull'Italia per 3 giorni, ragazzi, bel tempo davvero ovunque. Ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi. Quindi, Francesco, ci potremmo scassare tranquillamente, che non pioverà, quindi datti da fare. Quindi fai stretching domani mattina con la pancia, così mettiamo in moto, diciamo, tutto l'apparato. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi, dai. Buona serata a tutti.